Da-da-dam, da-da-dam. Da-da-dam, da-da-dam. A 3, al 2, all'1. Ve l'avevamo detto che l'estate non è finita, infatti questi giorni c'è un discreto temporino che stimola la voglia di tornare a bagnare con i propri piedi nei lidi, diciamo così, nei lidi locali. Bentornati a Rompiballe. A bagnare il culetto, come Sì. si suol dire. Buonasera a tutti. Buonasera al direttore Simone Spiga, mostra le chiappe chiare, non il direttore, la canzone, mi riferivo a quello. Comunque, sì, l'estate comunque non ci vuole abbandonare in un modo o nell'altro, anche se fine settembre. vento. Io l'anno scorso sono andato al mare, credo il 3 novembre l'ultima volta, quindi mi sembra anche Sì, ma anche il sottoscritto può testimoniare che siamo andati al mare il 30 ottobre senza problemi, anche quindi ce n'è di tempo ancora per godersi il caldo, quindi non preoccupatevi, c'è una piccola finestra autunnale che è arrivata, però come al solito, come capita, passato il vento, insomma, il clima ricomincia a essere, diciamo, come in estivo, quindi non preoccupatevi, c'è ancora da farsi il bagno. Comunque, cari amici che ci seguite, speriamo aumentiate perché è importante, noi stiamo lavorando per fare un discorso, diciamo così, di discussione dei fatti e delle informazioni. Ci siamo un po' rotti le palle, diciamoci la verità, il direttore delle persone che fanno, che insomma in giro in internet fanno questi programmoni bellissimi, articolati, con 50.000 ospiti, però parlano di quanto? Di disgrazie fondamentalmente, dicono che sta arrivando la guerra, sta arrivando la povertà, sta arrivando la sfiga, sta arrivando la schiavitù e cose di questo tipo. Ci sono già, ragazzi, non c'è bisogno che arrivino. Infatti, siamo già nel mezzo del delirio. Esatto, discutere del contingente, di quello che sta succedendo, cercare di trovare una via, insomma, al libero pensiero, assolutamente sì. E poi, se vogliamo parlare di profezie, l'unica persona che ha azzeccato una profezia, l'ha azzeccata bene a livello storico e geopolitico, è stato Giulietto Chiesa, la buonanima, il compianto, grandissimo. È stato l'unico che l'ha detto. Guardate che sta arrivando una guerra in Europa, e ci ha azzeccato. Perché? Perché era forse l'unico, uno dei pochi, che vedendo le cose da un punto di vista e dall'altro vedeva le cose come si muovevano da Oriente a Occidente. E infatti, secondo me, la sua di partita, vabbè, ho dei dubbi sulla sua dipartita, tragica Non dipartita. sei Comunque, l'unico vabbè. che ha dubbi. Quindi per quanto mi riguarda è tutto da discutere. Ma torniamo a noi, caro direttore di Report, Sardegna 24, il giornale online che non vi lascia mai soli, le critiche, le opinioni, le informazioni, le notizie infestano la vostra casa se aprite il computer, quasi come se fosse, diciamo così, un nugolo di zanzare pestifere che ogni giorno vi impedisce di dormire e vi fa pensare, invece di pungervi vi fa pensare. Quindi, diciamo così, non esiste l'insetticida contro il Report Sardegna 24, non esiste. Beccatevelo, tenetevelo. Comunque, andiamo a esaminare pochi fatti regionali di rilievo da discutere. Sì, guarda, c'è soltanto da annunciare la manifestazione del 2 di ottobre, che è confermata, sotto il Palazzo del Consiglio regionale in via Roma Cagliari, dove verranno presentate le firme raccolte per l'iniziativa di Pratobello 24. Ci sarà una grande mobilitazione, si aspettano migliaia di persone su Cagliari e questo è sostanzialmente la situazione. Ricordiamo, Senza dubbio, io vorrei, sì. Pratobello 24 è la proposta di legge sul discorso di bloccare la speculazione energetica nel territorio regionale attraverso quello che sta avvenendo, che sappiamo che tra eolico, fotovoltaico e solare, diciamo che ci stanno impestando, e questa è la situazione. Assolutamente sì, concordo pienamente, è una manifestazione a cui partecipare, che richiamerà molta gente, comunque sia, deve richiamare molta gente, deve richiamare la politica a fare il proprio lavoro di del territorio. Non c'è stato un territorio, cioè non esistono posti, signore e signori. La famosa questione delle aree idonee è una buffonata, non esistono aree idonee, se ne sono accorti anche loro, perché ovviamente non puoi pensare di prendere un pezzo del tuo territorio bello, da qualsiasi punto di vista, che sia naturalistico, paesaggistico, turistico, quello che vuoi, e piazzarci queste specie di pali orribili pensando di risolvere un problema, ne crei altri 10. Quindi è un problema di pura e semplice speculazione, non ha niente a che vedere col futuro energetico della nostra terra, quindi speculazione. Invece Sì. se mi dai la possibilità, diciamo sempre legata alla Sardegna, voglio aprire una parentesi su un altro tema, anche io dopo. perché ovviamente col ritorno del bel tempo ritornano anche gli sbarchi in Sardegna. Dall'inizio di questa settimana dalle coste algerine sono arrivati a 138 persone sbarcate sulle coste sarde, a stamattina, il dato è di questa mattina, quindi poi vedremo
nei prossimi giorni, magari la settimana prossima facciamo un approfondimento. Però io ricordo molto bene, me lo ricordo come se fosse ieri perché l'avevo intervistato io, l'allora ministro degli interni Salvini, che diceva che gli sbarchi in Sardegna non ci saranno più, che con loro. Adesso Salvini, ok, non è ministro dell'interno, ma ha un suo uomo al Ministero dell'interno e gli sbarchi in Sardegna continuano e il tema rimane comunque di attualità. Però non se ne parla più, come se la cosa fosse una roba normale. E quindi niente, era giusto per dire, aprire una parentesi su questo aspetto, perché come al solito ci pigliano per il culo. E questo è un esempio pratico di come ci piglino per il culo questi Ed è una testimonianza governanti più. qua. Senza dubbio, perché il discorso degli immigrati è sempre comunque molto, molto, molto serio. Ci sono problemi di ordine pubblico per colpa non degli immigrati, perché sarebbe stupido dire così, oltre che falso, di alcune persone che già probabilmente compivano misfatti delitti nel loro paese, sono venuti qua a continuare quello che già facevano nel loro paese, quindi nulla a che vedere con le brave persone. Come ci sono tanti italiani che sono dei coglioni, ci sono tanti stranieri che appartengono agli stranieri che lo sono. Normale che sia così. Ovviamente. Il problema delle migrazioni, sì, però, è un tema un po' più ampio, nel sì. senso che noi adesso, cioè, il governo Meloni si sta riempiendo la bocca del piano Mattei in Africa, ma il piano Mattei di fatto non sta portando a niente e continuano gli sbarchi di migranti, non ci sono ancora accordi di programma economici e politici con i paesi del nord Africa, è tutto a parole e quindi niente. È importante ricordarlo perché seriamente ci stanno prendendo per il culo ancora una volta. Assolutamente, concordo pienamente, anche perché comunque per tornare al discorso dei migranti, anche chiuderlo, il discorso è sempre lo stesso, a parte che sputare sulla tomba di Enrico Mattei che ha fatto cose per l'Italia mirabolanti, quindi bisogna sputare sulla tomba di un personaggio che ha fatto la storia dell'Italia, tanto per incominciare. In seconda istanza comunque non risolve il problema fondamentale, ovvero che l'immigrazione va saputa gestire con oculatezza, con polso quando serve, ma anche comunque essere con oculatezza quando gli immigrati sono già qui. Perché, come sta succedendo in molti diversi paesi d'Europa, si stanno rendendo conto che ovviamente non si può gestire tutta questa immigrazione, che va oltre quella che potrebbe essere anche il fabbisogno ovvio di manodopera, magari di operai, lavoratori che potrebbero anche servire in un determinato paese. Ma il discorso è che non si riesce ad assorbirla perché è impossibile fisiologicamente assorbirla, al di là di tutti i buoni propositi. Il Perché problema è finché che si tratta. questi ragazzi li utilizziamo come schiavi nei campi, nelle Anche quello. industrie. Cioè, il vero Esatto. problema è che con questo Schiavi sistema capitalistico, alla fine dei conti, peggioriamo la situazione di questi ragazzi che li facciamo venire Esattamente. qua senza minimo di diritti, Esattamente. senza dargli un minimo di niente e finiscono ovviamente nelle mani di racket e quant'altro. Questa è la verità, insomma. Ovviamente. Questo per quanto riguarda le brave persone, le persone che vogliono veramente cercare un futuro altrove, quindi questo per quanto riguarda le brave persone. Per quanto riguarda i delinquenti, il discorso non cambia, non cambia dal punto di vista del disagio sociale. Sono persone che probabilmente erano già problematiche nel loro paese, vengono qua, fanno esattamente quello che facevano nel loro paese, ovvero creare problemi. Con nessuna differenza, quindi come dicevamo prima, non c'entra niente il discorso tra immigrato e italiano. Il problema è numerico, ovviamente, perché già ci sono gli italiani che sgarrano e fanno porcherie, Vabbè, arrivano gli immigrati che fanno la stessa cosa, e la ricordi ovviamente da il Meloni in problema. campagna elettorale parlando dei blocchi navali? Esatto, Faceva ridere, cioè, esattamente, è palese che questa è tutta una roba fatta per cercare esatto. di prendere qualche voticino e poi di fatto non hanno fatto nulla, ma nulla Esattamente. più di nulla. Il discorso ovviamente si aggrava perché già ci sono gli italiani che fanno porcherie, arrivano gli immigrati che numericamente aumentano, quelli, parlo sempre dei delinquenti, non delle persone oneste, che numericamente aumentano questo tipo di reati, poi che succede? Si dice l'aumento degli immigrati è provocato un aumento dei reati di un certo tipo perché lo fanno gli immigrati, grazie al cavolo perché numericamente sono sommati agli italiani, quindi questo tipo di reati è aumentato. Quindi che significa? Che per evitare questo problema e anche per decongestionare le carceri che sono stracolme di immigrati che delinquono, che delinquono e riportarli al paese d'origine o quantomeno in un punto dove possono essere smistati. Quindi è un discorso complesso di accordi internazionali, diplomazia, processi diciamo così di gestione dell'immigrazione delinquenziale che vanno saputi gestire e creare.
Quindi molti dicono dagli un calcio in culo e riportare al loro paese d'origine. Ok, questa è la soluzione di pancia. La soluzione è molto più articolata, individuare quelli che delinquono, che sono veramente problema a livello sociale, e poi gestirli, oltre che arrestarli. Non basta semplicemente prendere e tenerli in galera, che significa incongestionare le galere, perché ovviamente noi siamo abituati a gestire tot detenuti, arriva una massa incredibile di persone che prima non c'era, non siamo preparati. Prendere, gestirli in un'altra maniera e fare in modo che quelli che... sì. No, finisci, scusa. Vai. Finisco il ragionamento. Fare in modo che quelli che creano problemi siano presi e spediti fuori dal nostro paese per non tornare mai più, molto semplicemente. Quindi è un discorso di accordi internazionali e varie cose ed eventuali che deve riguardare quelli che creano problemi. Quelli che non creano problemi, che se ne stanno tranquilli, non vedo perché debbano essere attenzionati o perseguitati. Semplicemente quello. Sono d'accordo con te, completamente. Prego. Dicevo, io aggiungevo, in tutto questo ovviamente poi i fronti di migrazioni aumentano perché aumentano le guerre, perché aumentano i conflitti, perché in tutto questo cosa sta succedendo? Sta succedendo che il regime sanguinario israeliano, oltre ad aver di fatto già raso al suolo Gaza, perché questo ha fatto applicando un genocidio nei confronti dei palestinesi con oltre 50.000 morti, e di questi si parla di almeno 15.000 bambini, di donne. Dall'altra parte il regime israeliano sta aprendo altri due fronti, uno a nord con il Libano e uno a est con la Siria, perché non più tardi di questa mattina un bombardamento ha interessato un'area militare siriana al confine tra il Libano e la Siria, sono morti 5 soldati siriani e parallelamente si sta tentando di, non sappiamo se a terra o soltanto con il lancio di missili e i bombardamenti aerei, ma Israele di fatto sta cercando di distruggere anche il Libano, principalmente il Libano meridionale, ma non solo. Però su questa questione io vorrei aprire due parentesi, perché poi sulla stampa nazionale si sta parlando tanto di questa roba con un po' di disinformazione. Vorrei un attimino chiudere due cerchi e riaprirli, anche perché oggi è il 27 settembre, il 7 ottobre è l'anniversario di quella che alcuni chiamano l'inizio della strage, che altri chiamano la rivoluzione, la rivolta dei palestinesi. Io sono per la seconda teoria, per me è stata comunque una rivolta. Dopo 70 anni dove hanno subito di tutto, hanno deciso di alzare la testa e di rivendicare il diritto alla propria terra, anche perché sono stati attaccati i kibbutz dove principalmente c'erano militari, questo ce lo possiamo dire. Le storie dell'uccisione dei bambini e della violenza nei confronti delle donne è molto è stata ridimensionata in quest'anno, e le notizie ovviamente non sono mai state confermate. All'inizio si è tentata questa strada, poi le cose sono andate fortunatamente diversamente, perché anche i giornali come Heratz, che è un giornale israeliano, ha di fatto smentito notizie che in questo anno sono state fatte passare come... Heratz o Arez? Com'è? Si pronuncia Heratz o Arez? Bella domanda. Io lo chiamo Arez, però bella domanda. Non lo so come sia, però è uguale, è identico. Comunque, quindi in tutto questo la notizia di fondo è che dobbiamo iniziare a differenziare quello che sta avvenendo e a raccontare per quello che è la verità storica. Allora, se da una parte l'atto di Hamas, e non solo, perché insieme ad Hamas c'era il Fronte Popolare di Liberazione, che sono di fatto marxisti, e c'erano anche frange di Al-Fatah, e quindi tutte le componenti laiche e religiose hanno attaccato i kibbutz nel territorio occupato di Israele. Dall'altra parte si è raccontato che dietro questa cosa ci fosse l'Iran. Allora, noi dobbiamo raccontarci un po' la storia. Dal 2013, perché bisogna andare un po' più indietro, in Siria c'è stata una guerra civile, un tentativo di colpo di Stato, con i gruppi jihadisti di ispirazione
sunnita wahhabita, e dall'altra parte il governo legittimo di Bashar al-Assad, sostenuto da Iran e Hezbollah, che ha tentato di imporre la libertà del suo popolo contro il tentativo di destabilizzazione da parte dei gruppi wahhabiti e sunniti. Hamas in quel contesto non era a fianco dell'Iran, della Siria e di Hezbollah, era esattamente dall'altra parte, era con l'ISIS, con Al-Qaeda dentro il territorio siriano. Di conseguenza, dire che Hamas è legato all'Iran storicamente è una cazzata, è una notizia non vera. Poi è chiaro che ci sono interessi comuni, perché l'Iran è uno dei pochi paesi che sta da sempre difendendo il popolo palestinese, a prescindere da quale sia la religione del popolo palestinese. Cosa che non fa l'Arabia Saudita, cosa che non fanno altri paesi arabi, che invece sono di fatto al servizio di Israele. Giordania è un altro esempio. Quindi la prima cosa che dobbiamo, il primo cappellino che dobbiamo dire è che Hamas da una parte e l'Iran dall'altra sono due cose diverse, che si trovano in un unico fronte attualmente, che è quello della difesa del popolo palestinese. Popolo palestinese dove al suo interno, oltre a Hamas, oltre al Fronte Popolare, oltre ad Al-Fatah, che sono laici, ci sono minoranze cristiane, minoranze ebree e minoranze di altre etnie e religioni, e che convivono e hanno sempre convissuto in Palestina. Quindi questa è la prima cosa sulla quale bisogna aprire una parentesi e spiegarla bene, perché la disinformazione ci dice che è tutto un mondo contro Israele, compatto, unito, è cosa che invece non è. Perché possiamo dirlo tranquillamente, l'Arabia Saudita, io non dimentico che ha fatto i patti di Abramo, e i patti di Abramo prevedevano la de-escalation, una fase di nuovi rapporti politici con Israele, e i paesi del Golfo, mentre in Siria sostenevano gli jihadisti, facevano gli accordi di pace con Israele, e stranamente Israele allo stesso tempo inviava armi di nascosto proprio nei confronti dei jihadisti. Quindi l'asse del male è l'asse Arabia Saudita Israele, non è di certo Iran, Libano e Siria. E questa è la cosa sulla quale ovviamente se ne parla sempre poco, ma bisogna dirla, bisogna ricordarla, perché dal 2013 a oggi questo è quello che è successo. E gli attacchi continui da parte di Israele in territorio siriano rientrano in questa logica, perché poi cosa succede? L'abbiamo visto tante volte. Israele bombarda dall'alto delle aree dove ci sono delle basi militari di Hezbollah o filo-iraniane o comunque siriane, e immediatamente dopo i gruppi jihadisti dell'ISIS tentano in quelle aree di riconquistare i territori. Sembra fatto apposta, ma è fatto apposta. È studiata a tavolino, perché l'ISIS non è altro che uno strumento in mano dell'Occidente e di Israele per destabilizzare i paesi che non gli piacciono, che sono i paesi di ispirazione sciita, quindi il Libano, la Siria e l'Iraq. E questa è la situazione sulla quale non c'è molto da aggiungere, e bisogna soltanto ricordarcelo sempre e comunque, perché questo è quello che è successo. Io ogni volta che qualcuno pone dei dubbi su questo tipo di questioni, che spacca il cappuccetto la discussione. L'ISIS è l'unica organizzazione terroristica di ispirazione araba, fondamentalista, ispirazione islamica, fondamentalista islamica, che non ce l'ha con Israele. Cioè, allora, questo dovrebbe uccidere la discussione. Radicali, se fondamentalisti islamici che vogliono il califato, bla bla bla, però stranamente non hanno nessun problema con Israele. Ignorando tipo decenni di storia di conflitti arabo-israeliani. Vabbè, comunque, questo dovrebbe uscire dalla discussione in modo nell'altro per tutti, invece no, si continua a parlare di queste cose di ISIS, di queste cose qua, penso che siano davvero dei fondamentalisti più pure. Comunque, vabbè, tornando a noi. Quindi il Medio Oriente comunque continua a essere un'area di forte attrito, tanto per cambiare. Il problema fondamentale è che ovviamente Israele sta cercando la provocazione tanto per cambiare, per far entrare in guerra sia il Libano che l'Iran, quindi Hezbollah dal punto di vista libanese e l'Iran dal punto di vista dell'Iran. Il discorso è sempre lo stesso: riusciranno queste provocazioni di Israele a scatenare questo conflitto? Io ho dei dubbi. Stanno cercando in tutti i modi di attivare una risposta, a parte dopo quella simpatica
trovata di far esplodere walkie-talkie e cellulari, cerca persone. Poi si è scoperto che in realtà pare siano stati questi walkie-talkie, queste ricette trasmittenti fornite da ditte fasulle, finte, create dal Mossad apposta per fornire materiale difettoso ai militanti di Hezbollah, per fare in modo che comunque fossero sotto controllo. Ora io dico, sei parte di un'organizzazione militare, confessionale, quello che vuoi, che è in conflitto perenne con Israele, sai perfettamente di cosa è capace Israele, dico, la prossima volta compra dei cinesi, magari ti fai meno danni, ecco. Cosa ti devo dire? Vabbè, Fai una battuta scema su un argomento serio, ecco. sì, no. Chissà che Magari, cosa lì non lo sapremo mai come è certo che sì, nato. stiamo parlando sempre di guerra di spie, perché di cosa si parla, quindi sono capaci di tutto, quindi ragazzi, mettete l'anima in pace, sapete perfettamente di cosa è capace un'organizzazione spionistica iper sviluppata, iper addestrata, iperfinanziata e con insomma, gli ultimi ritrovati tecnologici, sapete perfettamente cosa sono capaci, la storia lo insegna, quindi state attenti, voglio dire. Basta guardare un film di spie per capire, non è che ci vuole, o un documentario, non è che ci vuole chissà che cosa, basta un po' di immaginazione. Ma Certo. comunque, torniamo a noi. Comunque, Medio Oriente è area di attrito fondamentale, come al solito. Anche l'Est Europa non sta vivendo giorni particolarmente felici, anche perché ci sono state delle novità anche dal punto di vista politico, ma c'era da aspettarselo dalla serie. Ovviamente dovevano alzare l'asticella per far capire che non scherzano, e infatti l'hanno fatto. In Russia il primo ministro Vladimir Putin ha dichiarato, cioè, ha annunciato che la dottrina nucleare russa è stata aggiornata. Che significa? Che butteranno le bombe atomiche? No! Questo assolutamente no. Significa che hanno semplicemente lanciato il messaggio. Il messaggio è: non fate i furbi, perché sappiamo quello che volete fare e sapete benissimo a cosa andate incontro. Non significa che domani mattina lancerò un missile se voi mi lanciate un missile nel territorio russo. Dicono semplicemente: state attenti a non esagerare, perché avete capito cosa intendo fare. E questo è un messaggio chiaro, che non porterà sicuramente a una rappresaglia nucleare, ma è per far capire che non scherzo. Questo è il discorso, non so se ho interpretato bene, io credo di aver ben interpretato le parole, perché il discorso è sempre lo stesso, è la provocazione continua. In cambio, cioè, dopo questa provocazione arriva una risposta che per la maggior parte dei casi è politica e poi strategica da un punto di vista della guerra convenzionale, per il semplice fatto che è bastato mettere un po' di soldati sul fronte in più e la falla, diciamo, di Kursk è stata tappata senza grossi problemi, riportando la situazione, diciamo, in netto vantaggio, ecco. Perché fondamentalmente il discorso è il Donbass, e il Donbass ormai è sostanzialmente conquistato, quindi in realtà si potrebbe subito avere un negoziato. Quello che non vuole fare il negoziato è l'Europa, ovviamente la NATO, perché sta cercando di spingere, magari cercando di arrivare alle elezioni americane con qualche tipo di danno fatto molto, molto ingente, però potrebbe darsi che gli vada molto male. Cosa ne pensa, direttore? Sulla questione ucraina c'è, ovviamente tutti stanno aspettando le elezioni americane come diciamo una fase di cambiamento, perché è evidente che Kamala Harris, se dovesse vincere, proseguirebbe, porterebbe avanti, forse anche in maniera ancora più esasperata, il conflitto con la Russia. Dall'altra parte, se dovesse vincere Trump, su questo versante sappiamo tutti che ovviamente cambierebbe quasi immediatamente il rapporto fra Stati Uniti e Ucraina. E quindi la situazione è in questa fase molto sul chi va. Hai detto bene, tu anche su Putin, insomma, Putin ovviamente dice delle cose perché le sentano bene per i prossimi mesi. C'è il problema dell'area di Kursk ancora sotto occupazione da parte dell'Ucraina e, come hai detto tu bene, invece il Donbass di fatto è quasi tutto liberato, mancano poche cittadine e la situazione sembra essere ormai chiara, palese, senza nessun dubbio. E quindi niente, da questo punto di vista bisogna solo aspettare, vedere le elezioni americane, chi prevarrà, che linea prevarrà su questo versante e poi speriamo bene. Sì, se posso aggiungere una cosa, c'è chi sostiene che anche vincendo Trump le cose potrebbero non cambiare particolarmente, nonostante la vicinanza ideologica, la vicinanza politica tra Trump e Putin sulla linea di vedute su alcune cose.
perché si sostiene che comunque sia la NATO e l'Europa proprio tende, diciamo così, in relativa considerazione del parere americano sulle eventuali, e quindi anche il Deep State procederebbe con NATO e Europa per cercare di portare avanti il conflitto con gli esiti che possiamo immaginare. Non sono completamente d'accordo con questa visione, è vero che comunque sia si è creato un apparato politico, tra virgolette, occulto, che è molto, molto potente, che è appunto il famoso Deep State, che si è creato anche all'interno della NATO una politica, una fronda politica di bellicisti all'oltranza che comunque cercherebbero di finanziare questa cosa per quanto possibile, però ovviamente il contraccolpo di questo tipo di politica per l'Europa sarebbe ovviamente la disintegrazione del testo politico dell'Unione Europea, perché non ce li vedo a finanziare una guerra per i primi a venire, a meno che non mettano tutta l'Europa sotto economia di guerra, ma sarebbe un suicidio economico e politico senza problemi. Tanto di guadagnato, perché poi l'Unione Europea va a catafascio nel giro di pochi anni, quindi sarebbe comunque sia dal punto di vista un guadagno per noi popoli europei. Resta da vedere cosa può succedere. Noi teniamo la situazione sott'occhio senza lasciarci prendere da discussioni di carattere apocalittico. Le cose stanno cambiando sicuramente a un livello che molte persone non vedono in maniera chiara, perché è un livello segreto, è un livello sotterraneo dove, come abbiamo visto in questi mesi, si sono succeduti colpi di scena da film di spionaggio, quindi è molto interessante vedere quello che succede a questo livello. Si può lavorare di immaginazione e vedere i fatti come si svolgono. Quindi è un film tuttora in svolgimento con molti colpi di scena. Quindi me ne aspetto altri a breve. Comunque, ciao direttore, allora, che vogliamo fare? Spettacolo o c'è qualche altra notiziola da... Ma sì, no, c'è solo un appuntamento che ci sarà a Cagliari, importante insomma, ricordare che dal 30 di settembre al 2 di ottobre ci sarà 3 giorni di eventi dedicati all'Iran, con tra le altre cose la presenza anche dell'ambasciatore iraniano in Italia, che sarà a Cagliari per questi 2 dei 3 giorni, e quindi ci saranno diversi convegni organizzati in Manifattura Tabacchi, organizzato dal Centro Italo-Arabo e del Mediterraneo, e il convegno si intitola Sguardi sull'Iran, suoni, immagini e racconti del paese misterioso. E sarà comunque molto interessante sentire delle cose diverse su quello che, rispetto a quello che si racconta in giro sull'Iran, insomma. Il direttore intervisterà l'ambasciatore, Sì. avremo un'intervista, Sì, bene. certo. Ti faccio dare il conto di Skype, così intervisteremo l'ambasciatore su Skype quanto prima. Facciamo una puntata speciale dedicata all'Iran, del rompiballe. Facciamo una puntata fuori. Si potrebbe fare. Sei disponibile? Vediamo adesso vediamo un pochettino. Io Sì. ho concordato già per fare l'intervista lì e vediamo un attimino lì in manifattura. Potrebbe essere l'occasione per una bella puntata, insomma, divulgativa. Sarebbe una bella cosa. Comunque, direttore, allora, spettacoli in Sardegna, abbiamo delle novità? Allora, sì, spettacoli in Sardegna, abbiamo qualche concerto che giusto così, un paio di lanci. Allora, partiamo da questa sera, Paolo Benvenu a Cagliari, in concerto alla Lazzaretto, Jake La Furia in concerto a Giave. Benvenu, non so se sicuramente per gli amanti del rock italiano se lo ricorderanno, è stato uno dei leader degli Scisma negli anni '80. Da lì ha collaborato con i Marlene Kunz, con gli After Hour, con i Verdena, insomma una figura molto interessante della scena indipendente italiana. Poi domani sera, il 28, ci sarà Achille Laura a San Teodoro, Francesco Tricarico a Cagliari al Jester Club, Nada ad Alghero, gli Stentales insieme a Elio e Storie Attese e i Tenori di Onili ad Arzachena, e poi per finire Marco Ligabue a Orroli. Questi giorni. Poi il 30 di settembre Rosvillaine a Decimo Manno in piazza gratis, e poi il 4 di ottobre annuncio giusto perché l'altra volta non era ancora stato annunciato, Cisco, l'ex dei Modena City Ramblers, agli Entu, e Ron Moss, non so se vi ricordate l'attore di Beautiful, che sarà a Cagliari al B-Flat, sempre il 4 ottobre. Che genere pratica Ron Moss? E lui fa una specie di... sì, è una roba molto soft, insomma, sì. Interessante. Hai visto? Da Beautiful Ma alla lui musica suona da parecchio tempo, suona lui, è un musicista e cantautore che da parecchio tempo. Tra le altre cose, da quello che so, vive in Italia adesso ed è
sposato con un'italiana, e quindi insomma hai visto? sì. All'attivo 2 o 3 album, quindi insomma questo è. Oltre che 2.000-3.000 puntate di Beautiful, più o meno. No, penso anche di più. Se proprio devo, penso anche di più. Sì. Per 5.000 puntate, che incredibile. Per 40 stagioni. Tu pensa che lui ha iniziato a suonare nel 76 con un gruppo rock che si chiamano i Player. Quindi comunque lui è uno che musica ne ha sempre fatta. Ha collaborato con Eric Clapton, cioè, insomma, ha fatto anche diverse cose. Vabbè, interessante, un'interessante carriera artistica, quindi un aspetto che insomma gli appassionati di Beautiful magari non conoscono. Appassionati di Beautiful, oddio, penso che la maggior parte degli appassionati di Beautiful sia un po' più grande di noi in questo momento, visto che è considerata la generazione. Noi quando Beautiful è stato lanciato eravamo ragazzini, eravamo adolescenti, quindi possiamo immaginare la generazione che l'ha adorato, quanti anni possa avere adesso. Comunque, caro direttore, allora siamo ai saluti. Bella giornata che è oggi, insomma, godetevi il mare, il weekend, che dire, ricordiamo comunque i canali, ovviamente Report N24, il giornale H24 online che vi porta informazioni e opinioni, vi porta anche la possibilità di pensare, di non stare mai tranquilli, non state tranquilli perché così pensate di più e Report Sardegna vi fa pensare liberamente. Poi ovviamente Report N24, il canale YouTube, con le interviste ovviamente realizzate dalla redazione di Report N24, poi ovviamente Radio Ascolto Live, canale YouTube, canale Rumble, canale di Telegram, anche se dicono che potrebbe non essere libero, non ci credete, perché secondo me non è, Pavel Duro non è così scemo da andare lì a dire vabbè, mi avete arrestato, ora chiudo tutto. No, non vi preoccupate, non penso che sia così deficiente uno che ha creato una cosa come Telegram, a parte il fatto che non l'ha creata da sola, quindi magari se esistono dei codici di accesso a Telegram di sicuro non li ha solo lui, li avrà qualcun altro che magari li cambia dopo 24 ore, quindi non è così semplice chiudere la rete e metterla sotto sorveglianza. State attenti. Infatti è più un segnale che sta dando. Insomma. Sì, assolutamente, in modo da dire attenzione, comunque sia, abbiamo quello, abbiamo anche Ikisi, che ci ricordiamo sempre alla sarda Ikisi, e poi la pagina Facebook con le trasmissioni di aggiornamento. In questo periodo stiamo avendo pochi ospiti, anzi 0 ospiti, è una scelta nostra magari di concentrarci su cose interne, stiamo progettando delle cose da fare in collaborazione con altri canali, comunque qualche ospite l'avremo a breve, magari. Detto questo, non vale una solda di settimana. Grazie.